Dopo il crollo del 2020, il 2021 si chiude in Veneto con un saldo occupazionale positivo di quasi 40.000 posti da dipendente, grazie soprattutto all'andamento della seconda metà dell'anno. La fotografia del mercato emerge dai dati della bussola di Veneto Lavoro, pubblicata oggi, che conferma come l'anno appena concluso sia stato per la nostra regione quello della ripartenza seguito al tonfo dell'inizio della pandemia. Crescono non solo i contratti a tempo determinato, più 38.500, ma anche quelli a tempo indeterminato. La domanda di lavoro si è invece fermata su volumi inferiori al 2019, con un calo delle assunzioni del 9%, soprattutto nei settori di occhialeria, turismo, concia e commercio. Di contro vi sono anche incrementi, anche rilevanti, nei settori delle macchine elettriche fino ai servizi finanziari. Dati significativi anche per la provincia di Treviso. Noi veniamo da un anno in cui a Treviso ci sono state 80.000 assunzioni, quasi in linea con l'anno pre-Covid 2019, per un saldo di più 6.000 posizioni di lavoro dipendente. A questi dati si aggiungono quelli elaborati dal sistema informativo Excelsior di Unioncamere, che per le province di Treviso e Belluno mettono in evidenza come le aziende siano letteralmente a caccia di nuovi dipendenti, soprattutto tra gli operai specializzati, in particolare nelle attività metalmeccaniche, poi cuochi, camerieri, tecnici alle vendite ed in campo informatico. Soltanto per il mese di gennaio le nostre imprese chiedono oltre 8.500 figure in ingresso, un numero sensibilmente superiore all'analogo periodo dell'anno precedente. Se guardiamo al trimestre, i fabbisogni sono quantificati in circa 21.000 ipotesi di ingresso.